Ok, ci siamo quasi. 3, 2. Buongiorno a tutti, buongiorno in particolare agli studenti e agli insegnanti che sono collegati con noi oggi per conoscere l'illustrazione della mostra Giorgio Semitecolo, un podestà veneziano a Castelfranco Veneto. Ho il piacere di presentarla personalmente. Io sono Carlo Simioni, direttore del Teatro Accademico, sono la persona che ha seguito tutto il percorso di formazione e di costruzione di questa mostra. Ho il piacere di essere oggi affiancato dall'assessore all'istruzione, Franco Pivotti, al quale passo subito la parola per un cenno di saluto. Prego, Assessore. Ragazzi, buongiorno e buona mattinata. Saluto ovviamente anche i vostri professori dei 2 istituti comprensivi di Castelfranco Veneto che so che sono collegati. È una mattinata importante perché oggi viene presentata questa mostra, una mostra storica che però viene proposta con un linguaggio anche alla vostra portata, quale quello del fumetto. E questo è estremamente importante perché occorre far arrivare a tutti voi l'importanza di conoscere la storia della nostra città, di conoscere la storia del nostro Veneto. E allora attraverso questa mostra voi vivrete sicuramente lo spaccato di quello che era Castelfranco Veneto alla fine del 1500, gli anni in cui Venezia dominava tutto il Veneto e quindi Castelfranco Veneto, e i podestà venivano nominati dalla Serenissima. Quindi io vi auguro di poter venire poi qui a vedere la mostra personalmente, perché certamente è interessante, e concludo dicendo che è importante per tutti noi sapere il nostro passato, perché solo sapendo il nostro passato potremo costruire un grande futuro. Grazie ragazzi, grazie scuola e grazie professori. E grazie anche all'assessore Pivotti che ci ha ricordato con questo suo appassionato intervento di essere stato prima di tutto in gioventù, possiamo dire un insegnante, quindi di avere molto a cuore le sorti dei giovani e soprattutto dei giovani studenti. Ma c'è un altro protagonista da presentare, un altro dei grandi fautori di questa mostra, che ora prego di avvicendarsi a questo tavolo, che è il nostro assessore alla cultura, Roberta Garbuio, che ha fortemente voluto la realizzazione di questo intervento e che ha veramente propugnato questa nuova modalità di fare storia. Prego, assessore. Grazie e buongiorno a tutti. Anzitutto ringrazio i dirigenti e i professori anch'io per la disponibilità e la partecipazione a questo evento. Immagino che qualche giorno fa vi sia arrivato questo bellissimo segnalibro che, visto che siamo anche ormai alla fine dell'anno scolastico, alcuni abbiano letto ancora libri. Invece l'abbiamo ideato per un aspetto particolare, nel senso che, visto che immagino che tutti voi giocate, vi divertiate a giocare con un telefonino, potete inquadrare il QR code e seguire, che trovate dietro, e seguire tutti gli eventi che abbiamo realizzato per la manifestazione, per la celebrazione dei 1600 anni di Venezia. Io non rubo altro tempo, vi ringrazio ancora per l'attenzione e rilancio la parola al dottor Simioni. Grazie Assessore. Io ricordo a tutti voi che avete la possibilità, mentre noi procediamo con l'illustrazione, di scrivere nelle chat qualche richiesta o qualche domanda, o se vi sorge nel frattempo qualche curiosità. Bene, allora iniziamo con l'introduzione a questa mostra. La nostra città, Castelfranco Veneto, è stato dominio de terra, cioè territorio dominato dalla Serenissima, per circa 4 secoli e mezzo, da metà del 300 e fino allo sciagurato arrivo di Napoleone e alla conseguente caduta della Serenissima, che come sappiamo è accaduto nel 1797. I cittadini di Castelfranco, quindi, noi, i nostri avi, sono stati sudditi di Venezia e quindi governati dalla stessa città per questo lungo periodo. E molti sono i segni che ancora oggi vediamo in giro per Castelfranco di questa dominazione. Primo tra tutti il grande leone di San Marco che c'è sulla torre civica. Venezia, come immagino sappiate, compie quest'anno 1600 anni. La data simbolica della fondazione di questa città, del nostro capoluogo di regione, è il 25 marzo del 421, giorno della consacrazione della prima chiesa
in quello che si chiamava al tempo territorio di Rialto, la chiesa di San Giacomo Minore, detta anche di San Giacometto. Castelfranco partecipa quest'anno alle celebrazioni di questo importante e plurisecolare anniversario, realizzando un ricco cartellone di eventi, quello che potrete trovare, come ha ben spiegato l'assessore, attivando questo QR code dietro al segnalibro. Troverete qua spettacoli, troverete passeggiate veneziane in giro per Castelfranco, concerti di musica veneziana, ma anche iniziative di altro tipo, come quella che stiamo per presentare oggi. Tra i diversi eventi, come è stato anticipato anche dall'assessore Pivotti, ci sarà anche una mostra qui, in Galleria del Teatro Accademico, ma non sarà la solita mostra con quadri, oggetti e anticagli di diverso tipo, no. Per andare incontro ai gusti di un pubblico più ampio e soprattutto più giovane, cioè per mostrare una bella cosa a voi, fondamentalmente, abbiamo creato una mostra a fumetti che darà ai visitatori la possibilità di comprendere com'era la vita a Castelfranco Veneto in un certo periodo di questa dominazione veneziana, periodo attorno al 1580. Per questo motivo siamo andati alla ricerca di un personaggio che potesse essere un po' il simbolo di questo nostro essere sudditi veneziani, che potesse un po' incarnare, diciamo, lo spirito di un'epoca, e lo abbiamo trovato. Questo personaggio è quello che è effigiato dal nostro illustratore nel segnalibro e si chiama Giorgio Semitecolo. E è stato un podestà importante che lasciò una grande eredità in termini di fatti e in termini di atti. Non è un personaggio famoso, devo dire, sono passati quasi 500 anni, è un lasso di tempo enorme, nessuno si ricorda di lui, però lo storico che ha curato la ricerca di questo personaggio ha puntato proprio su di lui, perché la sua azione di podestà, come accennavo prima, è stata molto importante, per diversi aspetti poi. È uno che ha lasciato un segno nella vita sociale della nostra città e, diciamoci la verità, è uno che ne ha combinate anche di cotte e di crude. Quindi, partendo dalla ricerca storica, abbiamo affidato a un giovane fumettista professionista, che si chiama Valentino Villanova, che tra un po' conosceremo, il compito di costruire l'immagine di questo podestà e di raccontarne le gesta tramite una serie di tavole a fumetti che saranno quelle che costituiranno la nostra mostra. Poi, per dare la possibilità di approfondire la storia di Castelfranco veneziana a chi visiterà la mostra, abbiamo installato dei QR code a fianco delle tavole a fumetti, grazie ai quali chiunque potrà conoscere dei contenuti suppletivi, dei contenuti di approfondimento sulle storie che costituiscono la mostra. Tutta la ricerca storica che ha consentito la costruzione di questo evento espositivo è stata curata per noi dal dottor Giacinto Cecchetto, già direttore della Biblioteca Comunale e del Museo Casa Giorgione, che è unanimemente riconosciuto, credetemi, come il maggiore esperto vivente di storia di Castelfranco Veneto. Ma è arrivato il momento ora di conoscere uno dei grandi protagonisti della realizzazione di questa mostra, una delle persone che hanno messo le mani per crearlo, questo prodotto. Passo quindi la parola a Valentino Villanova, in persona, il disegnatore della mostra, che ci racconterà un po' come sono nati i personaggi che danno vita alla mostra e come ha sviluppato l'idea di questa storia di Castelfranco Veneto a fumetti. Valentino, a te la parola. Intanto ciao a tutti e grazie Carlo per avermi chiamato giovane fumettista. Ero giovane e comunque ti ringrazio. No, detto questo, per collegarmi a quanto hai detto che appunto il Semitecolo, podestà veneziano a Castelfranco, ha lasciato un segno appunto nella nostra cittadina e spero anch'io nel mio piccolo di lasciare un segno con i miei lavori che vedremo esposti nel teatro di Castelfranco. Io sono un fumettista, immagino non tutti mi conosceranno, non sono di Castelfranco ma sono di Campo San Piero, quindi abbastanza vicini. Mi occupo di fumetti ormai da più di 10 anni, perché fondamentalmente è sempre stata la mia grande passione, anche se come studi ho fatto l'architetto, poi mi sono stancato, ho seguito la passione ed eccomi a seguire quello che è sempre stato il mio sogno. Quindi se stiamo parlando con dei ragazzi, consiglio a tutti quanti: seguite la vostra passione, seguite i vostri sogni
e vedrete che si realizzeranno, perché anche questo per me è stato un sogno realizzato, quello di poter esporre in teatro accademico a Castelfranco. Ringrazio soprattutto gli assessori e lungimiranti nel propormi un lavoro di questo tipo. Non avrei mai pensato di poter fare qualcosa di storico per comunicare ai ragazzi appunto quella che è stata la storia di Castelfranco, ma soprattutto attraverso il mezzo del fumetto. È una cosa inusuale, però devo dire che in questo momento storico, visto che stiamo parlando di storia, stiamo vivendo un po' una seconda età d'oro del fumetto. Infatti io mi sto divertendo molto, devo dire la verità, e sto lavorando molto per ambiti completamente i più disparati l'uno dall'altro, ma che scelgono proprio il mezzo di comunicazione del fumetto per comunicare e veicolare messaggi che talvolta sono anche più ostici e più difficili, soprattutto per catturare l'attenzione di voi giovani. Quando mi hanno proposto questo tema, come raccontavo prima nel fuori onda anche all'assessore, mi sono un po' preoccupato perché andavo un po' fuori dalla mia zona di comfort. Infatti il mio stile è molto cartoon, molto poco realista, mentre questa volta ho deciso di fare un mix tra i due stili, un po' comico, quello cartunesco che mi ha sempre contraddistinto, sia quello un po' più realistico per entrare nella storia con qualcosa che fosse più veritiero. Per mixare un po' il tutto, innanzitutto mi sono avvalso dell'aiuto del mio storico ormai collaboratore e sceneggiatore Federico Dalla Rosa, che assieme a lui abbiamo studiato quella che poteva essere qualcosa di intrigante da inserire in una mostra. Quindi non una serie di tavole a fumetti classiche, pagine a fumetti, come quelle che leggiamo normalmente comprandoli in edicola, ma abbiamo pensato di fare un percorso metalinguistico. Cosa significa questo? Significa che abbiamo fatto una mostra nella mostra, e vi spiego un po' meglio. Siamo partiti da una ragazzina che poteva essere una come voi. L'abbiamo chiamata Zoe ed è quella che vedete qui nei primi schizzi preliminari che ho fatto. Una ragazzina dei nostri tempi, una writer, che sicuramente l'ultima cosa a cui poteva essere interessata era quella di andare a vedere una mostra storica. Cosa combina? Ne combina una. Adesso non vi svelo esattamente tutto quanto il percorso, perché poi lo scoprirete un po' alla volta andando a vedere la mostra appena la inaugureremo, ma si troverà a percorrere un percorso virtuale in cui lei guarda assieme al suo, chiamiamolo cicerone, quello che la guida, un percorso storico di quella che era la Castelfranco di quegli anni, quindi di fine 500, e di chi era la figura del podestà veneziano Giorgio Semitecolo. Quindi in ogni tavola si vedrà i nostri personaggi che guarderanno un quadro incorniciato come fosse in una mostra, ed ogni quadro andrà a spiegare uno degli aspetti importanti di quel tempo. Questo sottolineato dal fatto che a fianco di ogni tavola ci sarà un QR code, come si parlava prima, che inquadrandolo poi si avrà la possibilità in internet di ulteriormente approfondire questo aspetto. Io vi sto annoiando un sacco parlando, quindi facciamo una cosa di questo genere, Carlo, se sei d'accordo. Allora vi faccio vedere anche qualche disegno che ho fatto in anteprima. Questi sono proprio i disegni, quelli preliminari, perché come sapete si disegna prima su carta, poi si scansiona, da lì c'è tutto quanto un lavoro digitale per arrivare alla tavola finale completa, che è quella che poi vedrete in esposizione. Allora questa è Zoe, ve la presento, questa ragazzina, una writer dei nostri tempi. Anche qui c'è stato uno studio anche semplicemente nel costume del nostro personaggio, ma soprattutto c'è stata un'attenta ricerca anche sui costumi di personaggi dell'epoca, e adesso vi faccio vedere una piccola anteprima. Allora, questa è l'architettura sempre dei nostri tempi, qui si vede sempre la nostra Zoe che
sta combinando qualcosa, imbrattando probabilmente un muro esterno del nostro teatro accademico, e viene ripresa da quella figura di cui non abbiamo ancora parlato, ancora un po' misteriosa, che è il prof, ma poi ne parleremo approfonditamente. Qui vediamo i primi studi preliminari del nostro Giorgio Semitecolo, e come stavo dicendo prima, c'è stato un bel lavoro dietro le quinte per scoprire come erano vestiti, quali erano gli usi abituali dell'epoca, la scelta del copricapo, che era un copricapo tipico dell'epoca, il tricorno veneziano, ma soprattutto importante per far capire che il nostro Semitecolo arrivava da Venezia, quindi già un dettaglio estetico lo faceva intuire questa cosa. Poi un'altra tavola che è la prima che ho fatto, è dove già si vede lui che arriva con la sua carrozza da Venezia, ma si inizia già a intravedere la torre di Castelfranco, le mura, e già un accenno di come erano sistemate anche le baracche attorno alle mura. Si intravede come era il fossato attorno alle mura, che non è esattamente quello che abbiamo oggi. Valentino, diciamo troppo della mostra. E allora mi blocco e vi faccio vedere in diretta quel personaggio di cui abbiamo solo accennato. Vi faccio vedere chi è il prof. Il prof è questa persona, è quella che guiderà la nostra Zoe attraverso un percorso di riscoperta della storia di Castelfranco in un modo, mi auguro, piacevole. Per lei lo è sicuramente, soprattutto per come andrà a finire poi questa vicenda, e non lo sveliamo assolutamente in questo momento. Vuoi aggiungere qualcosa, Carlo? No, è molto interessante. A noi, guarda, ti confesso, io sono un grandissimo appassionato di fumetti. La cosa che mi appassiona di più è vedere proprio l'immagine che stai costruendo, quello che esce dalle mani dell'artista e che poi è destinato a raccontare una storia e a infiammare la fantasia di tutti noi. È proprio il momento dell'arte nascente, che è un momento veramente significativo e te lo confesso, emozionante per me, anche perché sarebbe piaciuto anche a me in realtà fare il fumettista, ma non ho alcuna dote da questo punto di vista, per cui ti guardo con un certo senso di invidia per il fatto che riesci a creare questa dimensione immaginifica e trasportarla sulla realtà. Saranno passati 20 secondi, ragazzi. Io spero che qualcuno di voi sarà in grado un giorno di prendere in mano un pennarello e di fare quello che fa il nostro amico Valentino in questo momento. Fantastico, guarda. Veramente bene. Allora, cosa possiamo dire di questo? Vi presento il prof. È uno che la sa lunga, vero? Lui la sa molto lunga. Vuoi spiegare un po' di più, Carlo, a proposito? Guarda Valentino, io penso che i tempi che abbiamo a disposizione ci impongono di passare la mano in questo momento. Allora noi ti ringraziamo. Siamo in un teatro, è vero, ma è un teatro drasticamente vuoto. Se fossimo in un teatro pieno in questo momento, ti assicuro, invocherei un grande applauso a tuo favore, perché hai dimostrato veramente di essere un grande artista, e ti ringraziamo per essere stato al nostro fianco a costruire questa bellissima avventura. Grazie. Bene ragazzi, abbiamo fatto un tuffo, abbiamo fatto quella che si chiama una full immersion nella dimensione del fumetto, grazie al nostro bravissimo fumettista, veramente, che sarà il protagonista recondito di questa mostra qua. Certo che avete visto che è importante la figura di questo prof, perché a questo prof è affidato il compito di dire la verità, cioè di raccontarci la storia, quella con la S maiuscola, che c'è dietro a queste storie che vengono rappresentate nella mostra. Certo che sarebbe bello però averlo qua con noi, questo professore. Sarebbe bello, non so, che ci apparisse qua come per incanto e che ci raccontasse qualcosa di queste storie da cui è costruita questa mostra. Chissà, io credo che sia un sogno, forse ci vorrebbe una seduta spiritica per poter realizzarla questa cosa qua. Ma mi sembra che stia succedendo. Oh, perbacco! Oh, ci sono. Guardate che succede, sono stato esaudito nella mia tentazione extrasensoriale. Sorpresona. Professore, buongiorno.
Sì, buonasera. Intanto benvenuti a tutti, io mi infiltro dentro questa diretta con grande piacere. Volevo solo dire poche cose. Questa storia, perché di fatto si tratta di una storia avvincente, permette a chiunque poi vada a vedere la mostra di sognare e di immaginare di riavvolgere l'orologio del tempo di un mezzo millennio, dico poco, quasi 500 anni, e ritornare ad una Castelfranco, molta parte della quale possiamo vedere anche oggi sotto i nostri occhi. Mi riferisco per esempio al pavillon, quello che i ragazzi, quelli di Castelfranco, conoscono come il Barbossa, tutti i palazzi del corso 29 aprile, le mura, le torri, i ponti, le chiese, eccetera. Tutti come dire, orizzonti, edifici, luoghi che Semitecolo ha vissuto. E l'esperienza che Semitecolo ha vissuto, che nella mostra è stata ricostruita con il supporto, appunto, modesto supporto dal punto di vista storico di chi vi sta parlando, è stata un'esperienza durata brevissimamente, perché 16 mesi, che sono il tempo che di solito i podestà, diciamo, governavano queste piccole città, questi piccoli territori, non è un tempo lunghissimo, eppure è stato un tempo di una straordinaria intensità, per tutta una serie di questioni, perché Semitecolo si è trovato una cittadina complicata, diciamo pure anche violenta, dove le persone giravano per strada con coltelli, pugnali e altre armi cosiddette bianche, però quando si trattava di sparare con l'archibugio ovviamente non è che si limitassero e avessero qualche freno. Ecco. Il mercato era ovviamente la piazza nella quale si vivevano i momenti più intensi dal punto di vista umano, anche delle relazioni, ma anche dei conflitti. E poi altri posti su cui il podestà è dovuto intervenire, perché oggi si parla tanto di corruzione nel pubblico, eccetera, però 500 anni fa i castellani non è che fossero da meno, e infatti nel Monte di Pietà, che era una specie di banca per i poveri, evidentemente avevano messo le mani nelle casse di quella banca. Ovviamente arriva il governatore dalla capitale, la capitale era Venezia, e le prime cose che nota e che vede sono proprio queste situazioni di irregolarità e si dà un bel da fare. Poi si trova immerso alle, possiamo chiamarle baruffe, perché sono qualcosa di quasi folcloristico tra i due parroci che erano pievani, insomma queste figure di sacerdoti che erano i responsabili della chiesa di San Liberale, della Pieve, la grande chiesa che c'è ancora oggi davanti al municipio, e la chiesa della Pieve, quella verso la stazione, per capirci. Baruffe, non dico chiozzotte, baruffe anche a suon di pugni e di qualcosa di peggio, insomma. Quindi arriva e trova un clima veramente frizzante, per dirla con un eufemismo in qualche maniera, e lui trascorre questi 16 mesi nel tentativo di mettere un po' di ordine, di mettere un po' di regole, però in questo scenario che indubbiamente all'epoca era un scenario bibollente. Pensiamo che a Castelfranco c'erano mercanti di passaggio, mercanti che venivano dalla Germania, dalle Fiandre, tutta una serie di figure e quindi di ricambio anche dal punto di vista linguistico e culturale, per cui è una città veramente in pieno fermento. E lui si è trovato in molti casi alla fine anche un po' a mal partito, diciamo pure la verità. Tutti questi aspetti sono praticamente evocati nei riquadri del percorso a fumetto di Valentino Villanova, secondo me in maniera molto efficace. E per chi volesse poi approfondire, mi sono dilettato a scrivere dei testi che possono essere letti attraverso un QR code con uno smartphone a lato, connessi a ogni singola tavola della mostra. Questo
sostanzialmente. Quindi il mio è sostanzialmente un invito ad un viaggio curioso, intrigante, in una Castelfranco di mezzo millennio fa. Grazie. Volto, facendolo un po' incarnare in questo prof che la sa lunga e porta la signorina Zoe in cerca dei contenuti a vedere la mostra e a divertirsi con essa, ma grazie per essere stato al nostro fianco e aver dato veramente un orizzonte di storicità a quella che sembra essere una favoletta, invece sono episodi di storia vera, come dicevo all'inizio, è uno spaccato di storia veneziana attorno agli anni 80 del 1500. Bene, cari ragazzi, vi abbiamo dato un'anteprima di questa mostra su Castelfranco Veneziana, che sarà aperta, lo ricordo, in Galleria del Teatro Accademico dal 13 giugno al 26 settembre. Praticamente sarà aperta per tutta l'estate con ingresso gratuito. L'invito naturalmente è questo: venite a vederla, non ve ne pentirete. Però, prima di lasciarvi, devo svelarvi un piccolo retroscena. Non vi abbiamo raccontato tutto qua, tra tutti i personaggi che hanno parlato, non vi abbiamo raccontato tutto di questa mostra. C'è una vicenda piuttosto scabrosa, forse anche un po' raccapricciante, che riguarda proprio Giorgio Semitempo. Un fatto che ha visto come protagonista lui e un gruppo di cittadini castellani che non volevano a tutti i costi farsi mettere i piedi sulla testa da Venezia la dominante. Ve la racconterei volentieri questa storia. È una storia di dame e di cavalieri, è una storia di spade e di pugnali, di cavalli e di scazzottate perfino, ma mi dispiace, il tempo è finito, stiamo per uscire dal cono del satellite e ci tocca salutarci. Allora io ringrazio quelli che sono stati i nostri ospiti oggi, a cominciare dai nostri 2 assessori di riferimento che ci hanno fatto il dono di portare il loro saluto, al bravissimo fumettista Valentino Villanova che sta creando per noi questa ultima tavola. Grazie Valentino, sei stato un compagno di viaggio meraviglioso. A Reggino c'è il nostro storico, il nostro prof, che ha dato veramente il suo timbro di qualità e di veridicità a questa iniziativa. Arrivederci a tutti, venite a vedere la mostra in teatro, la inauguriamo domenica 13 giugno e siamo aperti per tutta l'estate. Vi aspettiamo.